Settima corsa premio Race Off, sono in pista ottimi soggetti di 4 anni, 1 Bangladesi, 2 Betta Zacca, 3 Betta Indal, 4 Brooklyn Lux, 5 Banderas B, 6 Buena Suerte B, in seconda fila 7 Barnaba Baba, allineamento che va a completarsi, favori per Banderas B nei confronti di Betta Zacca e Brooklyn Lux, una corsa comunque super qualitativa e molto molto aperta. Autostart che entra in dirittura e va per lasciarli. Brooklyn Lux è la più veloce, scavalca Betta Indal e si pone subito al comando nei confronti della stessa Betta Indal. In terza posizione Bangladesi, numero avanti a Betta 6, Zacca che cerca posto lungo la corda. Di fuori scoperto è Banderas B che risale all'esterno. Brooklyn Lux in vantaggio, copre i primi 200 in 14,5 e si presenta sulla dritta opposta alle tribune in vantaggio. Banderas che attacca all'esterno, cerca forse anche di farsi un posto Antonio Velotti, lì però c'è Betta Indal che mantiene la figura all'interno, 28,5 per i primi 400 metri, insiste a largo Banderas B su Brooklyn Lux, la mette sotto pressione, insiste all'esterno Antonio Velotti che continua a tirare bordate, un altro 14 spaccato, 42,5 per i primi 600 metri. Brooklyn Lux in vantaggio e Banderas B sempre all'esterno, poi Betta Indal, si muove Bangladesi che si trascina Betta Zacca alla retroguardia Barnaba Baba, 56,5 per i primi 800, il parziale più lento è stato quello dell'avvio con Brooklyn Lux che è ancora in vantaggio e Banderas B che attacca 1:11,2 il primo chilometro da parte della leader Brooklyn Lux che continua a difendersi da Banderas B. Bangladesi che scavalca Betta Indal, si muove dalle retrovie Betta Zacca, Brooklyn e Banderas intanto sono ancora alle prese, un altro 14,1, 1:25,3 i 3/4 di miglio siderali di Brooklyn Lux e di Banderas B che continuano a viaggiare apparecchiati, poi Bangladesi e Betta Zacca, l'ultima curva con Brooklyn Lux che continua a difendersi dagli attacchi esterni da parte di Banderas B. Brooklyn è in vantaggio, attacca Banderas al largo, 14,3 l'ultima curva, Brooklyn è in vantaggio, attacca Banderas, arriva Bangla di dentro, Brooklyn che si difende, Banderas che attacca all'esterno sul palo, Brooklyn Lux che se la suda, 2, 3, 4, 7 camicie e viene a vincere nei confronti di un super Banderas B. Al terzo Bangladesi, 29,1 anche gli ultimi 400 metri. Antonio Di Nardo, Gennaro Casillo per i colori del signor Raffaele Cantelli portano a casa una corsa stratosferica, il successo da parte di Brooklyn Lux che tiene a bada un gigantesco Banderas B che gli gira di fuori tutta strada ma può essere solo secondo. Al terzo super bene Bangladesi, da rivedere il ragguaglio cronometrico che potrebbe essere anche e forse record della pista. Mi è sfuggita la chiusura del cronometro, intorno all'1:11 comunque il ragguaglio per il successo di Brooklyn Lux, la femmina da From Above che dopo aver vinto il Città di Padova Filly si ripropone ancora ai massimi livelli con un percorso a tutta velocità al comando e respinge Banderas B e Bangladesi.